Comunicati dall'Accademia Teatrale di Sicilia agli assegnatari del Premio Nazionale Alessio Di Giovanni, giunto alla sua 18ª edizione. La premiazione avverrà giorno 13 settembre a Raffadali. Tra i premiati speciali anche la nostra emittente TVA, cui è stato assegnato un riconoscimento per la direzione artistica dello sceneggiato TV Il Salone di Girgenti, prodotto in collaborazione con la Sicilia Film Commission e la regia di Massimo Puglisi. Gli altri premi della presidenza sono andati anche all'Associazione ADR di Sangue di Raffadali, che opera nel territorio da 32 anni, per il teatro all'attore Pippo Crapanzano di Agrigento e al regista Renato Terranova, per le tradizioni popolari e la ricerca letteraria a Franco Cannatella di Cianciana, per l'impegno sociale per la legalità è andato alla questura di Agrigento per il caffè letterario che si svolge presso il centro balneare della Polizia di Stato a San Leone, giunto alla sua seconda edizione, incentrato sul tema Sulla strada della legalità, effettuato anche in collaborazione con l'associazione Emanuela Loi. Per la promozione culturale al direttore della Biblioteca Museo Luigi Pirandello di Agrigento, per la mostra dei manoscritti di opere pirandelliane alla casa natale dello scrittore Al Caos, in occasione del 148° anniversario della sua nascita, per la pittura a Mariano Trapani di Agrigento, alla pittrice Mariella Cardella di Raffadali, per la musica a Ricky Ragusa e per la danza classica e moderna all'Associazione Scarpette Rosse di Raffadali, giunto ai suoi 25 anni di attività. Gli altri premi Alessio Di Giovanna, alla sua 18ª edizione nelle varie sezioni, sono stati così assegnati. Il primo premio di poesia in lingua italiana è andato a Girolamo Lamarca di Ravanusa con la poesia In un cassetto, a Salvatore Amico di Caltanissetta con la poesia Lutò Silenzio è andato il premio per la sezione di poesia siciliana. Per il concorso racconti, primo classificato Angelo Spoto di Agrigento.